Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video dove andremo a parlare di quello che è stato il sorteggio del calendario del Cagliari per la stagione che dovrà cominciare a breve, ovvero la 2020-2021. Prima di cominciare questo video ci tengo a sottolineare una cosa, a farvi sapere una cosa, che anche quest'anno uscirà il video delle maglie. Ultimamente sta andando un po' a rilento perché sono veramente poche, ma veramente poche le squadre che hanno fatto uscire tutti e tre i kit ed alcune, tutte e tre le maglie, ed alcune non hanno fatto uscire nemmeno una maglia, quindi sto un po' indietro col lavoro, ma non per colpa mia, ma per colpa appunto delle squadre che non le hanno fatto uscire. Però comunque prima che cominci il campionato cercherò di far uscire il video delle maglie con tutte quelle che sono uscite fino a quel momento, perché ovviamente se non sono uscite non è che me le posso inventare. Ecco, comunque era per farvelo sapere, per chi fosse interessato. Partiamo subito col sorteggio del calendario. Io me ne scrivo perché io ho proprio tutto un quaderno con tutte le partite bestiale, c'ho le partite dal 52-53, quindi fate un po' voi. Allora, partiamo. La prima giornata incontriamo una squadra difficile perché non è imbattibile, parliamoci chiaro, perché non è imbattibile, però è veramente difficile. Il Sassuolo, tra l'altro ci stanno due coincidenze che vi dirò, e una è proprio questa del Sassuolo, l'altra è il Torino. Allora, il Sassuolo lo beccheremo alla prima giornata, poi alla seconda beccheremo la Lazio, che veramente vabbè, e poi l'Atalanta. Quindi prime tre giornate Sassuolo, Lazio e Atalanta. Io direi che è andata parecchio male perché abbiamo un filotto di tre partite iniziali che è veramente tosto, nel senso, se in queste tre partite iniziali riuscissimo a fare anche solo 4 punti sarebbe oro colato, veramente, perché sono toste, sono veramente molto toste. Poi abbiamo, diciamo, un abbassamento del livello delle squadre perché dalla quarta, quinta, sesta, dalla quarta alla settima abbiamo comunque delle squadre che possiamo tranquillamente battere. Sto parlando di Torino, Crotone, Bologna e Samp, quindi squadre con cui è possibile fare comunque dei punti. Non so se ne riusciremo a fare 3, 6, no, 12 punti, però comunque è più probabile farlo con queste squadre piuttosto che farlo con le prime tre, ok? Però dopo subiremo comunque una battuta d'arresto perché incontreremo all'8ª giornata la Juve. Quindi fino adesso prima giornata Sassuolo-Cagliari, seconda Cagliari-Lazio, terza Atalanta-Cagliari, quarta Torino-Cagliari, quinta Cagliari-Crotone, sesta Bologna-Cagliari, settima Cagliari-Sampdoria e ottava Juventus-Cagliari. Alla nona giornata invece incontreremo un'altra neuromossa, ovvero lo Spezia, prima partita in Serie A tra queste due squadre. Alla 10ª giornata andremo a Verona, ed anche qui sarà veramente molto tosta, calcolando poi che all'11ª giornata, credo, vabbè ho perso il conto, sti cazzi, vabbè, dopo il Verona ci sarà l'Inter in casa, e qui sarà tosta, sarà veramente tosta. Dopo abbiamo, diciamo, due partite per rifiatare e cercare di fare punti, per come la vedo io, ovvero Parma ed Udinese. Poi avremo la Roma in trasferta ed è strano beccarla così avanti perché comunque di solito la Roma la becchiamo sempre le prime giornate. E poi avremo due partite in casa consecutive, Napoli e Benevento, quindi con l'ultima neuromossa ce la giochiamo. Con Napoli già un po' difficile, poi Roma e Napoli vicine è veramente tosta. Poi abbiamo la Fiorentina in trasferta e le ultime due giornate saranno Cagliari-Milan e Genoa-Cagliari. Allora, sommariamente il giudizio di questo calendario è: poteva andare peggio, ok? Perché poteva andare decisamente peggio. Ci sono purtroppo degli allineamenti tipo Lazio-Cagliari, cioè Cagliari-Lazio e Atalanta-Cagliari, che
partite così ravvicinate non è che facciano così bene. Stessa cosa vale per la quasi parte finale del campionato, perché abbiamo Roma-Cagliari e Cagliari-Napoli, che sono due partite che sarebbe bello avere staccate, perché comunque vicine l'una all'altra. Però per quanto riguarda la parte centrale, diciamo che bene o male ce la possiamo cavare, perché comunque Torino-Cagliari, Cagliari-Crotone, la possibilità come minimo 2 punti ce l'hai. Poi Bologna-Cagliari, Cagliari-Sampdoria, sì, ok, poi c'è la Juve, però poi c'è Cagliari-Spezia, c'è Verona-Cagliari dopo, che è tosta, però comunque tu la possibilità di fare punti tecnicamente ce l'hai. Cagliari-Inter è molto molto difficile, non impossibile, difficile. Però poi dopo già ti riprendi con 2 partite tipo Parma-Cagliari e Cagliari-Udinese, quindi sostanzialmente poteva andare peggio, però sicuramente poteva andare anche meglio. Ecco, per quanto riguarda la curiosità, che ho detto che riguardano Sassuolo e Torino, riguarda proprio la predisposizione delle giornate, perché il Sassuolo l'abbiamo incontrato la prima giornata nel 2014-2015, la stagione in cui retrocedemmo, e questa cosa non vale soltanto per il Sassuolo ma anche per il Torino, con la differenza che però in quella stagione il Torino lo affrontammo all'andata, cioè lo affrontammo in casa all'andata, invece in questo caso all'andata lo affronteremo in trasferta. Però comunque la quarta giornata e la prima giornata corrispondono in toto a quelle che erano le giornate della stagione 2014-2015. Poi non credo ci siano altre similitudini, così a occhio, sto controllando, ma no, non ci dovrebbero essere altre similitudini. Tra l'altro qui, ma nel 2014-2015 non c'era il Bologna in Serie A? Come cazzo è possibile? Non c'era il Bologna? O ho scritto una squadra 2 volte o mi sono dimenticato il Bologna. A quanto pare non c'era il Bologna in Serie A nel 2014-2015. Vabbè, mi ricordavo che stava in Serie A. Comunque, ripeto, poteva andare peggio, poteva anche andare meglio, quello senza dubbio. Però il calendario generalmente ha un'importanza relativa, nel senso il Cagliari deve provare a dare il massimo in qualsiasi giornata, veramente in qualsiasi giornata, a prescindere dalla squadra che si troverà davanti. Però è normale che anche magari i calcoli per i vari piazzamenti eccetera variano in base all'avversaria che il Cagliari affronta e all'avversaria che hanno le altre squadre, quindi è fisiologico che poi spunti anche questa controparte matematica per i vari calcoli e tutto. Però l'importante è che il Cagliari faccia il suo e che riesca a trarre il massimo da ogni partita, questo è l'importante. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.